Sto sventolando bandiera bianca, che non vuol dire che ci arrendiamo, ma bandiera bianca ha tutto un altro significato. È un significato, basta ascoltare la canzone di Battiato, dove dice che una bandiera bianca vuol dire mettersi insieme e ripartire tutti insieme. Non vogliono arrendersi ma lottare. In Piazza dei Signori a fare rumore sono le famiglie e le attività produttive. Antonio è un pensionato, arriva da Torri di Quartesolo. Ho anche una famiglia, ho 5 figli, 5 nipoti, di conseguenza sto lavorando anche per loro. Lo Stato italiano può intervenire, lo può fare. Luigino arriva da Piovene Rocchette, ha un'azienda con 18 dipendenti. In questo momento ho sospeso le linee di produzione perché non posso produrre per i costi energetici e ho iniziato la cassa integrazione già da inizio luglio. Al momento noi attualmente lavoriamo al 20% perché non possiamo produrre con gli impianti. Ci è vietato proprio per un discorso di costo energia. Noi se lavoriamo con le macchine perdiamo soldi tutti i mesi, non guadagniamo nulla, perdiamo soldi. Sonia è la titolare di un bar di Vicenza. Per un imprenditore, anche il suo collaboratore, è famiglia. Questi sono problemi grossi. Se agosto 2021 ho speso 472, agosto 2022 1379. E non si può. E non si può, pagata ieri, in ritardo di un giorno, però sono riuscita a pagarla. La prossima, vediamo, non so neanche quanto mi arriverà.